Tanti militanti e sostenitori di Forza Italia Agrigentina, ma non solo, che hanno partecipato ieri a Porto Empedocle all'inaugurazione del comitato elettorale e alla presentazione delle liste a fianco del candidato a sindaco Calogero Martello, già assessore provinciale ad Agrigento, appoggiato da un'ampia coalizione che comprende anche la componente azzurra, capitanata per l'occasione dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, dal commissario provinciale di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e dall'assessore regionale agli enti locali, Marco Zambuto. Oggi si apre ufficialmente la campagna elettorale, anche se è già da 8 mesi che è iniziata, però oggi ufficialmente parte con l'inaugurazione anche del comitato elettorale. È chiaro che questo è un impegno difficile e gravoso, ma sappiamo che con l'aiuto degli amici e con tutti coloro che ci sosterranno, il giorno 10 e 11 ottobre festeggeremo insieme. Perché preferire Martello rispetto ad altri? Per l'impegno, la coerenza e per la trasparenza che ha sempre messo nel suo impegno in politica. È chiaro che non agisco da solo, agisco insieme con un gruppo di amici e con una squadra ben precisa, che sono l'assessore Bartolotta, l'assessore Cacci e l'assessore Domenico Palumbo Piccionello. Oggi hai detto bene, oggi abbiamo invitato anche alcuni deputati perché abbiamo la necessità di raccordarci e confrontarci anche con le istituzioni regionali. Da questo punto di vista riteniamo che scegliere Martello e scegliere la squadra che ci sostiene rappresenti per Porto Empedocle un punto di partenza per ricominciare a lavorare e a camminare insieme. I nostri programmi li abbiamo già esplicitati in parte a TVA. È chiaro che avremo modo di confrontarci con gli elettori, nei prossimi giorni incontreremo anche in questa sede tutti coloro che vorranno confrontarsi con noi. E oggi inauguriamo il comitato elettorale di Calogero Martello sindaco. Calogero Martello è stato in grado di fare sintesi fra le diverse forze civiche e politiche presenti sul territorio, riuscito a coinvolgere le migliori forze che oggi il Paese esprime. Mi piacerebbe citare una frase che è stata detta qualche giorno fa dal Monsignor Damiani, che secondo me può essere anche espressa per Porto Empedocle. Porto Empedocle è come una bella donna che però ha ricevuto diverse botte e quindi il viso è pieno di lividi. Oggi necessita l'impegno di tutti, il coinvolgimento di tutti gli empedoclini affinché questi lividi vengano risanati. Attraverso sicuramente una guida da parte di un'amministrazione seria, autorevole, e chi meglio di Calogero Martello, che si circonda di una squadra di assessori che nel corso della propria vita quotidiana ha già espresso le proprie capacità. Tutto deve partire ovviamente da un progetto serio che vede il porto, la cultura e anche il centro storico e la zona ASI. Bisogna rivalutare questo, prima di tutto ripulire il paese in modo da far ritornare Porto Empedocle allo splendore che merita. Allora, innanzitutto in funzione della mia militanza in Forza Italia in questi ultimi anni, anche in Consiglio Comunale come capogruppo del gruppo consigliare di Forza Italia a Porto Empedocle. In realtà poi ci ha legato un'unione di intenti con il candidato sindaco Martello, perché abbiamo reputato che fosse quello più in grado, secondo noi, di poter caricarsi su di lui le istanze della popolazione e sicuramente riuscire a portare in porto tutto quello che sono i nostri obiettivi, che sono enumerati nel nostro programma che abbiamo elaborato assieme. È un programma nel quale noi ci siamo spesi anche negli anni precedenti e con Martello speriamo di poter arrivare al risultato finale per dare veramente una pace sociale a questa popolazione e per cercare di instillare nelle menti dei nostri concittadini una speranza di ripresa per tutto quello che può essere le possibilità che devono essere sfruttate all'interno di questa cittadinanza. Assolutamente, siamo qui, stiamo giocando questa partita insieme a Calogero, speriamo di uscirne vittoriosi e di mettere al servizio della nostra città la nostra competenza, la nostra esperienza e la nostra voglia di fare.
Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, qui a sostenere la candidatura a Porto Empedocle di Calogero Martello. Sì, oggi si presenta la candidatura qui per sostenere il candidato Martello, per dire che Forza Italia è con il candidato Martello, per dire al candidato Martello da sindaco uscente e con una nuova candidatura in questo momento nella mia comunità che bisogna lavorare per le nostre comunità, bisogna esserci, la gente aspetta risposte, bisogna darle, ci sono problemi scottanti che vanno risolti e questo è un aspetto della mia presenza oggi qui accanto a Calogero Martello. L'altro aspetto importante è dire la Regione, perché molto spesso i sindaci siamo lasciati da soli, quindi un raccordo con il governo regionale, con le istituzioni regionali serve per accelerare i percorsi e i processi per dare quelle risposte che le comunità locali attendono. Questo è il significato oggi della mia e della nostra presenza accanto al candidato Calogero Martello. E anche l'assessore Zambuto? Sì, siamo qui per sostenere la candidatura di Calogero Martello. Calogero Martello è un uomo di esperienza che conosce bene la città di Porto Empedocle, accanto a lui ci sono liste, c'è la lista di Forza Italia, c'è liste di chi vive oggi ogni giorno i problemi di questa cittadina e che si sta mettendo a disposizione per un progetto per questa città. Martello è un mio ex compagno di scuola, diciamo, perché era consigliere provinciale, una persona semplice, onesta ed è veramente una persona che ha dato e darà qualcosa a questa città di Porto Empedocle. Stefania Laporta ha deciso di scendere in campo, come mai? Perché penso che abbiamo ancora un progetto da portare avanti, che soprattutto sulla sfera sociale. Abbiamo lavorato bene, ho lavorato bene e ho deciso di rimettermi in campo anche perché tante persone ci speravano e maturavano una grande stima per me e quindi ho deciso di rimettermi in gioco.